Buonasera a voi tutti. Sono Sartore di Schio, coordinatore della lista Progetto Veneto Autonomo. Quando 2 giorni fa mi chiamarono per presentare la lista, mi sono emozionato, non essendo abituato a palcoscenici di questa portata. Poi il coordinatore di tutte le liste della coalizione Giacomo mi ha comunicato che il mio intervento sarebbe durato massimo 3 minuti. Mi sono tranquillizzato. Anche perché con tutti i ringraziamenti che devo fare, forse neanche mi bastano 3 minuti. Inizio dalla lettera A e con maggior piacere perché donna ringrazio Alessandra, il nostro futuro presidente. Ma c'è un'altra A che contraddistingue l'amico Angelo e qui prometto di fermarmi. Una cosa mi sento in dovere, ringrazio tutto lo staff Moretti che queste settimane ha collaborato con competenza e professionalità, i referenti politici, il Partito Democratico per la dignità che ha avuto e dimostrato nei confronti della lista di Progetto Veneto Autonomo. Poi un grazie di cuore ai candidati della lista che hanno permesso tutto questo. Se uno punta per 20 anni sullo stesso cavallo e non vince mai, forse è ora che cambi cavallo. Se non altro perché il cavallo, oltre a non vincere, è diventato anche vecchio. Noi di Progetto Veneto Autonomo ci siamo candidati per sostituire chi ha chiacchierato, sottolineo chiacchierato, di autonomia e federalismo per 20 anni senza portare a casa nulla, un po' come il cavallo di prima. E chiediamo ai veneti di avere il coraggio di cambiare. Un allenatore famoso di calcio avrebbe sintetizzato in Zaia 0 titoli. Perché parlare di autonomia? Perché l'autonomia è lo strumento necessario alla realizzazione del programma politico, perché non bastano solo le belle idee. È importante avere risorse e strumenti legislativi che permettono di realizzarlo. Ed è anomalo che in Veneto e in Italia, con la sola esclusione del Trentino con il PAT, l'autonomia e il federalismo siano sempre stati temi al soldo della destra. Cosa molto strana se guardiamo il resto d'Europa, dove i movimenti autonomisti trovano spazio in coalizioni di centro-sinistra per sensibilità e natura politica. Non sarà facile far capire tutto questo ai veneti, ma abbiamo davanti 20 giorni molto intensi e se sapremo remare tutti quanti, incluso dalla stessa parte, quello che ieri era impossibile sarà possibile la sera del 31 maggio. Grazie ancora, noi di Progetto Veneto Autonomo ce la metteremo tutta.